a tempo col battito del cuore. Se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. Allora, siamo pronti, leggermente in ritardo, ma non è un'emergenza. E per prima cosa accoglierei con un applauso enorme la persona più importante di Miss Principessa Tridento, Ambra Greggio, che è la mia socia. Se va, vediamo se va. Buonasera a tutti, scusate il lievissimo ritardo impercettibile proprio, direi. Allora intanto diciamo qualcosina riguardo a questo concorso di bellezza, anche se chi ci segue da un bel po'. Aspetta perché Mario vuole vederci bene. Ciao Mario, come stai Mario? Ciao. Vediamo se poi arriveremo vivi con i roll up che ci vengono addosso. Allora intanto diciamo Miss Principessa d'Europa cos'è? È un concorso nazionale, oggi è la quinta selezione provinciale. 86. E le Miss elette stasera, che in realtà sono anche un bel po', abbiamo quante fasce Stefano? Allora, faccio una premessa, ho parlato prima, posso? Vai. Veloce. Vai. Abbiamo 14 Miss, in 48 ore abbiamo avuto 7 o 8 di, no, 9 di 7, in 48 ore, 2 un'ora fa. Perciò eravamo partiti per mettere in palio 11 fasce, cioè portare il 5 agosto a Villamoni 11 ragazze su 22. Ce ne ritroviamo 14. Adesso dico ai 3 genitori accompagnatori delle ragazze che non vincono la fascia, dateci una mano, la fascia non è la cosa più importante, la classifica non è la cosa più importante. È la serenità e ci dispiace di questo, ma 8-9 disdette in 48 ore sono tanti, potete capirlo. In bocca al lupo a tutte le ragazze. Ho finito, vado a casa. La finale regionale sarà il 5 agosto a Villa Monis, quindi una location molto bella, non ha nulla da invidiare Villa Italia, ma ovviamente abbiamo dovuto cercare un posto che fosse abbastanza comodo o non fosse comodo per nessuno, perché giustamente par condicio. E altra cosa molto importante, la finale nazionale invece verrà fatta a settembre a Rimini in diretta Sky, che è appunto un nostro sponsor. Presenterei 2 delle nostre madrine, che sono 2 delle nostre finaliste nazionali. Abbiamo Azzurra Pizzeri e Veronica Colucci, finaliste nazionali del Triveneto, che quindi vedremo direttamente in finalissima a Rimini dal 23 al 26 settembre in diretta Sky. Specchi che brillano sotto il neon, passi sicuri, sguardi che esplodono. Sulla passerella va la magia, ogni sogno prende vita da qui. Trucco, luce, cuore. Accolgo le ragazze giusto per farvele conoscere, dopo ovviamente le congederemo molto velocemente perché dovranno anche loro cambiarsi per il momento moda. Venite pure qui ragazze, giusto per far conoscere un attimino chi è Veronica e chi è Azzurra. Ci mettiamo qui in centro perché siamo un po'... Il ritmo che ci tiene svegli, questa notte ci vedrà vincenti, siamo stelle. Eccoci qua. No, mettetevi pure voi al centro, che siete voi che dovete farvi vedere, giustamente siete voi le protagoniste. Allora, iniziamo. Veronica, lei la conosciamo da 3 anni forse, in realtà ci segue da un po'. Ti chiediamo, non ti abbiamo preparato per niente per questa domanda, se puoi dire agli altri com'è magari lavorare con STEAM o comunque com'è partecipare ai concorsi di bellezza. Buonasera a tutti, io mi sono trovata molto bene con Stefano e Ambra, abbiamo fatto diversi concorsi e 2 finali assieme e niente, io appunto ho iniziato anche con loro e mi sono sempre trovata bene. Un applauso anche a Veronica perché care loro
non le abbiamo preparate, allora Stefano ti passo il microfono visto che siamo presi così stasera. Siamo presi bene, siamo bellissimi. Un applauso ai presentatori. Era spontaneo, vero? E tu? Tu con noi hai vissuto un'esperienza non da poco. Lo diciamo? Lo lasciamo dire a te? Cosa è successo? Allora, mi hanno dato questa opportunità di partecipare al calendario Vogue a Rimini e è stata una bellissima esperienza che mi ha insegnato molto. Ho conosciuto tantissime ragazze a vivere con gli altri e le basi per diventare una modella. Lo ripeto ai genitori, perché le indizio sono dentro, gli ho già fatto la romanzina. Le basi per diventare una modella o per diventare grandi, la prima è portare rispetto. Noi pretendiamo rispetto. Le 8 che mi hanno bidonato per me sono in una lista nera, per me è Ambla. Lo ripeterò sempre. Seconda cosa, ti hanno insegnato la puntualità. Una modella o comunque una ragazza deve essere puntuali. Ho l'appuntamento alle 8, arrivo alle 8:05, non alle 8:15. Confermi? Confermo. Chi avrà l'onore e il dovere di venire con noi in finale nazionale, e vorremmo portarne il più possibile, sono logorroico, sono timido, non parlo mai al microfono, insegneremo questo, cioè diventare una modella. Poi non è detto che lo faranno, però questo vorremmo, rispetto, puntualità e tante altre cose. Facciamo un applauso alle 2 ragazze che sono già finaliste nazionali. Lei è giovanissima e farei un applauso ancora più grande. Veronica è di famiglia. Grazie ragazze, grazie mille, vi congediamo, andate pure a prepararvi. E adesso in realtà è arrivato il momento di fare un piccolo serpentone delle 14 concorrenti che stanno fremendo di entrare. Siamo l'anima. Per cui Daniel, io chiamerei le 14 ragazze per un serpentone, ci metti una bella song. Loro sono Di le sottofondo. protagoniste della serata. Ad ogni uscita vogliamo sentire un applauso enorme. Prego ragazze, venite col serpentone. Ecco le nostre 14 concorrenti della serata. Un applauso alle nostre ragazze, le nostre concorrenti che rivedremo proprio a brevissimo. Ma prima di chiamare le nostre ragazze una ad una abbiamo un compito da svolgere, dobbiamo presentare la nostra giuria, gli altri protagonisti della serata. Vai tu che hai il microfono portatile. Ok, Io ho perché già parlato con loro, me lo io stai ti dicendo, accompagno. mi stai dicendo sotto banco che vado da loro, ok. Esatto. Iniziamo. Lo dico sottovoce. Sì, esatto, nessuno se ne accorge. Buonasera alla nostra giuria. Iniziamo innanzitutto dal presidente di giuria, Jacques Avella. Buonasera, direttore dei casting per programmi televisivi, fiction TV, produzioni cinematografiche, talent show di moda e Fashion Week di Milano. Abbiamo, come dire, una bella autorità stasera, soprattutto per le ragazze. Abbiamo Paolo Campiglio, presidente di Daclè, nonché main sponsor del concorso. Ormai siamo affezionati a Paolo, ci segue da tutte le selezioni. Abbiamo Elisa Gallo, titolare del centro estetico Beauty Coach di Abano Terme.
Ilenia Bruni in rappresentanza di T-Scar Evolution, di cui salutiamo Thomas, vediamo dopo anche. Ecco la tavolata, eccola. Federica Cecconato, make-up artist professionista specializzata in look, eventi e cerimonie, di cui ha curato anche il mio make-up. Rita Trombini in rappresentanza di Tagliati per il Successo Cadoneghe, di cui hanno curato l'hairstylist di tutte le ragazze, il mio compreso. Capirete poi perché ho questa conciatura molto speciale, stile Vogue, shooting Vogue. E abbiamo Simona Franzoni, titolare del centro estetico Cocoa di Piove di Sacco. A loro l'arduo compito, il bruttissimo lavoro di giudicare le ragazze questa sera. Brutto lavoro, ma qualcuno. E direi che noi, io e te, abbiamo fatto un lavoro eccezionale, perché 16 bellezze così, tutte assieme, abbiamo fatto fatica a vederle in altre occasioni. Esatto, iniziamo allora con le nostre ragazze. Io, Stefano, vengo con te, che così le chiamiamo assieme. Tocca, beh, hai voluto la bicicletta? Ok. Iniziamo con... aspetta! Momo, no, in realtà le ragazze mi odieranno, avevo detto, visto che abbiamo un microfono, vi presentate da sole. C'è stato un coro, no, esatto, quindi mi stavo anche dimenticando. Quindi facciamo questa furbata perché così voi riuscite a conoscere la giuria, riesce a conoscere le ragazze già dal modo in cui parla, si pone, eccetera. Per cui mi spiace. Iniziamo con la prima concorrente. Vieni, ti passo il microfono, poi ve lo passate tra di voi. Ti do 2 secondi prima io. Le ragazze quando entrano da noi entrano in famiglia. Ce ne sono alcune che hanno iniziato oggi a sfilare. Vi prego, applausi, applausi, applausi a chi vi piace e anche a chi vi piace leggermente meno. Se ce n'è una che vi piace meno, ditemelo che vi spacco una caviglia. Vai! Mi chiamo Giulia Caratto, ho 21 anni, vengo da Belluno. Il mio sogno è di diventare una fotomodella e oltre a questo vorrei diventare un'esperta graphic designer. Avanti la seconda. Ciao, sono Noemi Riccato, vengo da Mogliano Veneto, ho 15 anni e il mio sogno in cassetto è essere una fotomodella e fare la consulente d'immagine. Buonasera, sono Bagili Jade, ho 18 anni e arrivo da Scorsese. In futuro mi piacerebbe tanto entrare nel mondo della moda e anche diventare un insegnante di pole dance, dato che è la mia più grande passione.
tutti, sono Francesca, ho 18 anni, vengo da Verona. Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare una fotomodella. Buonasera a tutti, mi chiamo Maria Stefani, ho 14 anni e vengo da Diamo. Il mio sogno nel cassetto è diventare un hairstylist, ma comunque lavorare sempre nel mondo della moda. Buonasera a tutti, sono Tozzato Gaia e ho 18 anni e vengo da Treviso. Nella vita pratico pole dance e per il mio futuro aspiro a diventare una stilista, aprendo il mio brand di abbigliamento. Buonasera a tutti, sono Alexandrina, ho 22 anni, vengo da Mestre. Nella vita studio e lavoro, studio farmacia e il mio sogno è laurearmi il prima possibile. Buonasera a tutti, mi chiamo Andrea Canziani, ho 16 anni, vengo da Venezia Mestre. Pratico la ginnastica artistica e infatti da grandi vorrei diventare un giudice di ginnastica artistica. Buona serata a tutti e grazie. Vengo dalla provincia di Vicenza, ho 18 anni, ho appena finito l'Istituto Tecnico Galileo Galilei di Arzignano Amministrazione Finanza e Marketing e ora mi sono iscritta a servizi giuridici all'Università di Verona e voglio proseguire i miei studi e in particolare il mio sogno nel cassetto è diventare una fotomodella. Buonasera a tutti, sono Sofia, ho 19 anni, vengo da Conegliano Veneto. Nella vita studio e il mio sogno nel cassetto è quello di diventare un'attrice. Grazie, buona serata.
Buonasera a tutti, io sono Busetto Giada e ho 16 anni, sono una studentessa e frequento il liceo scientifico. Da grande mi piacerebbe frequentare l'università di medicina e diventare un medico, ma ho anche un grande sogno, ossia aprire un brand di costumi personale. Buonasera a tutti, mi chiamo Giorgia, vengo da Padova, ho 20 anni. Nella vita lavoro, però il mio sogno nel cassetto è fare la modella o comunque l'influencer. Buonasera a tutti, sono Veronica, ho 23 anni e vengo da San Martino di Lupari. Nella vita lavoro come addetta alle vendite. Sfilare è sempre stata la mia più grande passione e spero tanto che un giorno riuscirò ad entrare a far parte del mondo della moda. Vi auguro una buona serata, grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Maria Antonietta Marino e ho 22 anni. Attualmente studio a Roma presso la Casa dell'Attore grazie ad una borsa di studio vinta a settembre, che è un'accademia di recitazione. E nella vita voglio fare l'attrice. Attualmente, oltre appunto al percorso scolastico, sono anche una volontaria animalista. Infatti, oltre ai miei 7 gatti, ho appena adottato un husky di 11 anni con la Pilaria. Ho iniziato a fare concorsi perché prima pesavo 90 kg, quindi come dice anche Stefano, come ha detto prima, ci servono per alzare un po' l'autostima. Eccoci qui, un applauso alle nostre concorrenti che si sono anche presentate in autonomia. È stato un esperimento sociale, però le ho dovuto spiegare sempre, ma sono state brave alla fine. Beh dai, solo queste, stai scherzando? Pensa se fossero state 24. Vabbè, ci è andata anche bene alla fine. Sono brave, posso dire sono brave, sono molto emozionate, tantissimo. C'è chi forse è anche alle prime armi comunque, ma se la stanno cavando alla grande. Però prima di chiamare le ragazze abbiamo un momento sorpresa per uno dei nostri fotografi, o sbaglio? Perché? Appunto perché noi crediamo molto nel valore umano, crediamo nella collaborazione. Noi vogliamo anche ringraziare chi ovviamente ci sostiene con il suo lavoro durante le selezioni. Non a caso abbiamo un team di fotografi che ci segue ormai da un bel po'. Si scambiano tra di loro perché poi hanno, come tutti e come noi, hanno il loro lavoro, e quindi vorremmo, come abbiamo presentato a Cadoneghe e Federico Bolzone, vorremmo dare una nota di merito a un fotografo che è speciale, educato, rispettoso, è sempre presente. Vorremmo ringraziare Daniele Micheletto. Eccolo qua. Ciao Dani, vieni pure, vieni qua. È doveroso, ti metti in mezzo. Federico, riesci a fare le foto? Sì. Potete farci questo onore di foto? Un po'.
È un po' Inception, foto nelle foto. Ok. Vorremmo intanto ringraziarti perché sei sempre presente. Ovviamente noi vogliamo che le ragazze siano rispettose, ma in primis i fotografi sono eccezionali. Chi lavora con noi sono solo persone eccezionali. Nel nostro ambiente è corrette. Esatto, nel nostro ambiente non ci sono persone scorrette. Daniele è una delle persone più buone che conosciamo e quindi vorremmo ringraziarti di tutto ciò. E dov'è che possiamo trovare il tuo studio? Ah, giusto, hai ragione, a Galliera Veneta, che oggi ha fatto il disastro, giusto, con il meteo, mi dicevi che un po' era un po'. Sì, no, il sole siamo noi, è impossibile. E qui di cosa ti occupi? Che eventi fai? Giusto, lui perché quelli in fondo magari non sentono, un'accademia di fotografia a Cittadella, l'ufficio a Galliera Veneta, e dopo ovviamente gira il mondo per gli eventi, tra cui anche i nostri. Grazie intanto. Esatto. Grazie Daniele, grazie davvero per il tuo contributo. Grazie. Detto ciò, direi che è giunto il momento per le ragazze. Che dici, le presentiamo ancora o no? Solo nome, perché la giuria non ne ha viste alcune e ricordiamo i nomi in giuria. Ed ecco che è partita già la nostra concorrente numero 1, Giulia Caratto. Con la concorrente numero 2, Noemi Riccato. È il turno della concorrente numero 3, Hailey Jade Baggio. È il turno della numero 4, Francesca Le Fosse. È il turno della numero 5, Maria Stefani. È il turno ora della concorrente numero 6, Gaia Tozzato. È il turno della numero 7, Alexandrina Vascautano.
La prossima concorrente è la numero 8, Atena Canziano. La numero 9, Nicole Calearo. E passiamo alla concorrente numero 10, Sofia Gasparotto. La numero 11, Giada Busetto. Della concorrente numero 12, Giorgia Contarin. La numero 13, Veronica Cecchin. Chiudiamo il concorso con la concorrente numero 14, Maria Antonietta Marino. Alle ragazze, ovviamente adesso abbiamo finito il momento concorso e le rivedremo fra poco nel momento moda. Qualcuno che venga a presentare Malena Shop è la nostra Dumi. Eccola, ecco, ah ok. Ciao. Buonasera a tutti, grazie di questo favoloso invito. Noi siamo Malena Shop, shopping online.
Ok, e se ci potete seguire, grazie, ed è stato un piacere essere qua con voi e condividere questa magnifica esperienza. E ti ringraziamo. Grazie a voi. E le ultime due ragazze faranno la foto con te, quindi hai anche una foto di rito. Ovviamente abbiamo la stilista, vuoi non portarla a fare la foto? Quindi intanto goditi la sfilata con le tue ragazze. Vediamo allora, grazie Dumi, grazie mille. Vediamo ora la sfilata di Malena Shop.
Maurizio, presento My Body, è un'azienda internazionale specializzata in lashbacker, Silvia, e ci ha dato l'onore di far sfilare questa collezione di costumi. Siamo gli unici quest'anno, l'anno scorso erano con Miss Italia, quest'anno hanno scelto noi. Un applauso a My Body e l'applauso più grande alle ragazze.
Diciamo che l'atelier Idea Sposa by Miriam apre le sue porte nel 2006 a Legnaro, spero di aver detto bene, distinguendosi da subito nella provincia di Padova, proponendo abiti da sposa dai tagli eleganti e sempre alla moda, per le donne che non si accontentano e che per il grande giorno, il giorno più bello della loro vita, ricercano il meglio. Idea Sposa by Miriam con Francesca, Susanna e Miriam accoglierà le future spose a Legnaro in via Romea 71A. E allora adesso io mi faccio da parte e facciamo un applauso a queste spose di Idea Sposa by Miriam. Allora io adesso un applauso alle nostre miss e alle nostre madrine della serata. Con Miss Steve e chiamiamo a fasciare Eva Salvato. Vince Natascia Miss Steve, la numero 1 Giulia Caratto. Giulia va direttamente in finale regionale il 5 agosto a Villa Monica Vardre. Prossima fascia Miss Steam. Chiamiamo a fasciare Federica Cecconato, la nostra make-up artist delle spose. Vince
fascia Miss Steam, la numero 13 Veronica Cecchin. La fascia estetica Cocò premia Simona Franzoni, che estetica Cocò, vince il numero 7 Alexandrina Vascautano. Prossima fascia, Miss Idea Sposa by Miriam. Andiamo a premiare Susanna Masiero. Vince la fascia Miss Idea Sposa by Miriam, la numero 3 Eli J. Baggio. Chiamiamo intanto a fasciare Safa, la nostra Safa, per la prossima fascia di Miss My Body. Vince la fascia Miss My Body, la concorrente numero 6 Gaia Tozzato. Dario e Dumi, un applauso a Dario e Dumi che sono i Dumi. Vince la fascia Malena Shop, la numero 5 Maria Stefani. Prossima fascia, Miss Tagliati per il Successo Caloneghe. Chiamiamo a fasciare Rosella Alberti, in centro. Vince la fascia Miss Tagliati per il Successo Caloneghe, la concorrente numero 11 Giada Busetto. Prossima fascia, Miss Beauty Cocci. Chiamiamo a fasciare Elisa Gallo, titolare del centro estetico. Vince la fascia Miss Beauty Cocci, la concorrente numero 12 Giorgia Fontarin. La prossima sarà la fascia D'Amblè, che andiamo a fasciare Paolo Campiglio, il nostro amico Paolo Campiglio. Vince la fascia D'Amblè, la numero 14 Maria Antonietta Marino.
Baroni e Thomas Boccaterra. Vince la fascia Miss Disca Revolution la concorrente numero 9 Nicole Galeano. Siamo arrivati al primo posto, alla prossima finalista nazionale, colei che porterà la corona questa sera. Quindi vince Miss Villa Italia e Sofia Gasparotto. Grazie mille a Giaccavella che sta premiando la Miss. Non scappate che devo farvi una cosa importantissima a tutti i genitori. Esatto, scusami, mi sposto. Bravo. Porta bene Villa Italia, Sofia. Un applauso, un attimo. Al di là di Sofia che l'avete applaudita prima, l'applauso più grosso le voglio per queste tre bellezze, ma proprio forte, forte, forte. Le porteremo comunque, tenetevi libere perché il 5 agosto siete con noi a Villamonis e vi aspetterei anche a Fioricciacco il 1 agosto. Loro vengono comunque con noi, con Alejandra, il 5 agosto a Villamonis per giocarsi la finale nazionale. L'ho detto a loro, l'ho promesso e lo dico davanti a tutti. E noi manteniamo le parole. Non ho sentito l'applauso perché stavo tornando, ma la voglio più grosso. Più grosso. Non mi ricordo niente. Un applauso per Noemi, Francesca e Atena. E un applauso alle tre ragazze che porta ancora la voglia da tutte le liste. Perché è merito di loro tre se abbiamo 11 fasciate. Ringraziate loro. Io vi prometto che siete con noi in finale regionale e faremo di tutto per portarvi a Rimini. Promesso. Vi ringrazio più di tutte le altre miss. Ambra, digli cosa vi stiamo regalando. In realtà abbiamo un buono per il nostro corso di portamento, ma al di là di quello che ci interessa è portarcela proprio tutte quante alla finale. Che sia corso di portamento o meno, a noi fa piacere che siate con noi, punto e basta. Ci crediamo, per cui non è andata questa sera, avrà una prossima serata assolutamente. Adesso ti do un compito difficilissimo. Di alla giuria che sono stronzi. Diglielo. Lo dico io, che stronzi che siete, come fate a lasciarne tre così belle? Era difficile, però vi voglio bene, io e Ambra vi vogliamo bene, vi aspettiamo il 5 agosto, ma vi aspetto anche il 1 agosto a Piove di Sacco per avere un'altra opportunità. Lascerò a casa tutte loro, mi porto solo te, voi tre, così siamo. No, non dico questo. Però vi aspetto il 5 agosto, tenetevi liberi. Sarà un'esperienza fantastica. Non ho mai finito, hai ragione. Grazie ragazze, grazie mille, grazie a tutti, grazie ai genitori e al suo piccolo di